Benvenuti in questa bella, maestosa residenza storica. Guardate le mura in pietra e poi le travi, il legno al soffitto. Fa parte dell'albergo diffuso, questa struttura che vi assicuro rispetto al caldo che c'è fuori è davvero confortevole. Siamo a Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza, uno dei borghi davvero più belli d'Italia, dei borghi di cui si sono occupati i media nazionali proprio nei giorni scorsi, il Corriere della Sera. Cosa c'è di diverso, di straordinario in questo piccolo nucleo storico? Pensate, soltanto 200 abitanti, questo abitante in più, abitanti in meno, numeri, sono i numeri che si registrano d'inverno nel borgo antico di Fiumefreddo Bruzio. Eppure qui si sta portando avanti un esperimento importante, è quello dell'albergo diffuso. Che cos'è? Come funziona, come aiuta le bellezze tante di questo territorio, lo chiederemo ai nostri ospiti. Intanto però voglio cominciare a parlarvi di cosa poter visitare a Fiumefreddo Bruzio. Il paese è famoso perché qui Salvatore Fiume, un artista internazionale, si è fermato lasciando delle tracce importanti con sculture e dipinti. Ma partiamo dalla storia. Alessandra Porto, lei è appunto un'accompagnatrice turistica professionale, lo vuole sottolineare perché non si improvvisa nel turismo. Partiamo proprio dai beni storici, il castello, perché è importante. Sì, il castello ovviamente è il simbolo del borgo, è il sito di, come dire, di estremo interesse sia dal punto di vista storico, architettonico, ma anche artistico. Proprio oltre ai fregi che si possono vedere nella parte archeologica, è arricchito dalla presenza dei dipinti di Salvatore Fiume, che in realtà realizza un primo ciclo nei primi anni 70 su tutte le pareti in piedi del castello ormai rudere. Sono appunto dipinti e non affreschi come vengono definiti alcune volte, e quindi sono su pareti non trattate, sono dei murales, definiamoli murales, che soggetti agli agenti atmosferici in meno di 20 anni sono stati cancellati. Dopo il primo recupero strutturale del castello nel 1996, Fiume decide di fare un secondo ciclo di dipinti, diverso per racconto, perché nel primo lui narrava della vita medievale, quindi erano delle scene a mezza parete, a mo' di quadro, erano proprio dei riquadri con diverse scene che raccontavano una tipica vita medievale. Quelli che sono invece visitabili oggi sono all'interno dell'unica sala che ha 4 pareti perimetrali, è stata coperta con un tetto in plexiglass che permette, come dire, la luce, l'ingresso della luce, ed è come Fiume percepisce Fiumefreddo, questo paradiso in terra. Ci sono in 2 pareti diverse 2 suoi autoritratti. In uno c'è lui che guarda al mare e contempla i panorami che offre il borgo, e in un altro c'è lui che dipinge una tela su cui vediamo il volto di Luciano Pavarotti, suo grande amico, e altre scene diverse. Noi tra l'altro stamattina lo abbiamo visitato, il castello, abbiamo visto dei turisti che si affacciavano sul belvedere per ammirare il mare, un mare stamattina davvero spettacolare e pulito, e poi il castello viene utilizzato anche per gli eventi. Poi ci siamo addentrati nei vicoli del borgo, vicoli fioriti, vicoli abitati, vicoli che narrano tante storie, e in questi vicoli il dottor Raffaele Leuzzi ha deciso di tornare e di sperimentare appunto l'albergo diffuso. Una storia davvero curiosa, particolare, perché lui di professione fa il medico, ha deciso invece di sperimentare e diventare imprenditore per far rinascere
il borgo. Intanto, dottore Leuzzi, spieghiamo che cos'è un albergo diffuso. Un albergo diffuso è una struttura orizzontale e non verticale come può essere un normale albergo. È metà casa e metà albergo, quindi poi c'è una residenza, in questo caso la residenza d'epoca Vico Granatello, che è collegata ad altre case in cui nella residenza si può usufruire di quelli che sono gli spazi comuni, le colazioni, e tutto è collegato a 200 metri, 300 metri al massimo. Ma questo è legato anche ad un'idea diversa di turismo. Lei mi spiegava la differenza, no, tra il vacanziere e il turista. Diciamo che esistono due tipologie di turisti, a mio giudizio. Esiste il vacanziere, quello che consuma vacanze. Esiste il viaggiatore che vuole vivere un'esperienza. L'esperienza del viaggiatore è quella che va a vivere nei borghi, dove ritrova l'anima dei luoghi, l'identità. Il borgo è ricerca e identità, non bisogna stravolgere quello che è il borgo e quindi non fare dei borghi dei musei turistici. Ma la bellezza della Calabria è 1,5 km dalla costa, non è la costa è stata cementificata e ha creato il turismo che noi abbiamo. Il turismo del Tirreno è decisamente fallito, è un turismo balneare, ma nonostante questo comincia a esserci un'inversione di tendenza, i pernottamenti di chi viene da fuori sono soprattutto pernottamenti sulla costa, ma la costa non offre quello che può offrire il borgo. Nel borgo voi trovate la storia, come diceva Alessandra, trovate l'arte, trovate la cultura, trovate la bellezza del territorio. Quanti turisti sono venuti proprio nell'albergo diffuso in questi anni? Ma diciamo in questi anni, questa è un'esperienza abbastanza giovane, possiamo dire che va pieno regime da 2 anni, 2 anni e mezzo. Ma cos'è che abbiamo notato per la prima volta? Un po' un'inversione di tendenza, abbiamo destagionalizzato, cioè questa è una struttura che non è stagionale, non è una struttura che lavora solo a luglio, ad agosto o al limite da aprile a ottobre. È una struttura aperta tutto l'anno e quindi qui c'è stata la presenza, credo, per la prima volta al borgo, durante l'anno c'è stata presenza di persone che vengono da fuori per vedere le bellezze del luogo e scoprire il territorio. C'è stato bisogno anche di far nascere una cooperativa di comunità che si chiama appunto Borgo di Fiume, per far sì che l'albergo diffuso funzioni, no? Quanti giovani hanno deciso di restare e non andare via grazie alla cooperativa? Ma ci sono quelli che sono la resistenza del borgo, chiamiamola la resilienza del borgo, e una Alessandra. Poche come Alessandra che hanno resistito, per me sono gli eroi, perché i borghi sono stati spopolati e abbandonati per un'assenza totale di visione, anche di visione economica e di visione di tutela della bellezza. Quindi quando tu perdi lavoro, quando tu perdi servizi, la gente va via dai borghi e va magari a popolare queste periferie delle grandi città degradate, vivendo una vita che insomma non è la stessa vivibilità che ti può fornire il borgo. Allora Alessandra è una di quelle che ha creduto, che ha resistito, forse per amore per questa terra, perché per resistere tu la devi amare questa terra. Quindi quanti sono che hanno creduto nella cooperativa? Diciamo c'è l'albergo diffuso che è gestito in modo imprenditoriale e l'albergo diffuso fanno riferimento tre ragazzi che sono a tempo indeterminato e poi altri servizi vengono forniti da una cooperativa di comunità per far sì che possa funzionare sia l'albergo diffuso sia l'osteria dell'albergo diffuso, che è anch'essa aperta tutto l'anno, che propone un'offerta enogastronomica del territorio. Certo, e su questo ci ritorniamo, perché abbiamo scoperto che per far vivere il borgo non basta solo avere le strutture, ma c'è necessità di una visione diversa del vivere appunto le dimore, le case dei vicoli, e anche scoprire quelli che sono i prodotti della nostra terra, e quindi anche quel mangiare sano. Da medico, insomma, il dottore Leuzzi ci spiegherà meglio questo
questa nuova filosofia che fa di Fiumefreddo un paese diverso, un paese da cercare. Tanti turisti proprio con il passaparola decidono di venire a scoprire questi luoghi, e poi c'è chi ritorna perché la rivoluzione, una rivoluzione silente, parte sempre dall'appartenenza ai piccoli centri, parte da quel moto del cuore che si è arroccato in un angolo del mondo, ed anche se si è altrove si ritorna e si dà il proprio contributo per far sì che questa scommessa, la scommessa dell'albergo diffuso, diventi sempre più importante. C'è una storia bella, una testimonianza che vi vogliamo far sentire. Lei si chiama Emanuela Del Bianco, non vive qui, diciamolo subito, torna solo in estate. Ok, io ho origini di questa terra, la mia famiglia è di Fiumefreddo Bruzio, sono figlia d'arte e grazie, sono partita, sono andata a Campobasso, lì ho conosciuto il mio suocero che è un maestro orafo e mi ha insegnato l'arte orafa. Da qui ho iniziato a creare dei gioielli e ho investito molto e ho registrato il mio marchio, che ufficialmente è diventato un brand. Così poi ho deciso, vedendo questo borgo migliorato in questo modo, grazie all'albergo diffuso, grazie a tutto ciò che è stato creato, abbiamo deciso ogni anno di venire qui e aprire un temporary store. E qui noi portiamo i nostri gioielli, conosciamo tanti turisti e ripeto, abbiamo investito su questa cosa e stiamo avendo degli ottimi risultati e abbiamo intenzione di continuare ancora. Quindi vedete come nascono le opportunità. Ci raccontavano stamattina, proprio passeggiando per i vicoli, che addirittura grazie all'albergo diffuso, quindi alla presenza di turisti tutto l'anno, come si spiegava prima, i servizi ricominciano a funzionare. Il negozio di alimentari piccolino regge, quindi resta aperto tutto l'anno, c'è una ragazza a gestirlo, quindi non chiude. Ad agosto poi ci sono tutti i monumenti aperti al mattino e al pomeriggio. Sì, è possibile visitare i siti di interesse. Il borgo è un piccolo gioiello, non a caso nel 2017 si è classificato sesto borgo più bello d'Italia all'interno insomma di una famosa trasmissione televisiva. Viaggiare, come dire, visitare Fiumefreddo è un viaggio nel tempo. Abbiamo le pietre ci parlano, no? Abbiamo la possibilità di raccontare, il borgo racconta quasi 1000 anni di storia nella pietra, arriva all'arte contemporanea con Salvatore Fiume, perché 2 delle sue sculture ad esempio sono poste sulle piazze panoramiche, quindi sono accessibili sempre, ed è un posto dove si respira un'atmosfera un po' particolare. Una cosa, io accompagno tantissimi visitatori durante l'anno e la percezione che hanno tutti è come che entrando dalla porta, abbiamo questa porta, l'unica porta d'accesso di cinta muraria esistente, che è l'ingresso principale al borgo, è come se fosse una porta temporale, perché una volta valicato riesci a sentire i profumi della signora che sta cucinando, e trovi la signora sulla facciata alla finestra che ti dà il benvenuto, cioè sono cose che, ecco, tornando alle forme di turismo, quello che è il vero turismo esperienziale. Che è quello che viene ricercato oggi dal viaggiatore, appunto come diceva prima il dottore Leuzzi. Per fortuna c'è la maggioranza delle persone che si muovono, definiamole così, diventano viaggiatori e non turisti, quindi hanno bisogno del contatto diretto con le persone del luogo, vogliono raccontare qual è l'attività, come vive, di cosa vive la gente del borgo, ha piacere di scambiare 2 chiacchiere con il signore anziano seduto sulla panchina, e poi ci sono diversi percorsi pure che vengono proposti agli ospiti. Ad esempio l'Eno Osteria Convivio, che fa parte di questo progetto,
appunto viene definita con l'orto, perché abbiamo questi orti che si trovano a qualche chilometro dal borgo, in una zona collinare, che non solo forniscono come dire, i prodotti che vengono poi serviti presso l'enosteria, ma c'è il turista che decide di andare a vedere, chi viene dalle grandi città, dalle grandi metropoli, dagli Stati Uniti, piuttosto che altri posti del mondo, magari non hanno mai visto una gallina, dei bambini, allora c'è la famiglia che decide, si va lì, si fa il percorso negli orti, si vede come si coltiva, hanno la possibilità di raccogliere i prodotti e volendo di cucinarli o presso la residenza d'epoca o addirittura presso il convivio. Abbiamo poi il percorso artistico, appunto, che ovviamente è in un borgo che conserva anche l'aspetto architettonico in modo importante, sia per una ragione geologica, perché abbiamo l'argilla che ha conservato, insomma, con i terremoti la pianta urbana, ma anche lo spopolamento. Questo forse è stata l'unica nota positiva, perché si è evitato di, come dire, trasformare, modernizzandoli, il borgo. Quindi... Certo, e fin qui avete sentito proprio che cosa vuol dire turismo esperienziale. Poi ritorniamo da Alessandra per parlare delle chiese. Dottore Leuzzi, nell'osteria di cui ci parlava Alessandra, che fa parte di questo progetto, voi avete fatto una scelta ben precisa: il cibo delle donne, gli oli solo calabresi, così come i vini. Ma C'è una ricerca, insomma, sì, è anche un modo di narrare la nostra regione. ma per noi il cibo, anche da medico, deve far bene alle tasche, alla salute e all'ambiente. Il cibo più ecosostenibile è il cibo del Mediterraneo. Ma cos'è il cibo del Mediterraneo? Non è certo il cibo degli allevamenti intensivi della carne, e non è certo il pesce spada oggi, con un mare inquinato, pieno di plastica e di microplastiche, bisogna solo mangiare pesci piccoli. È il trittico, il cibo del Mediterraneo è un trittico che è fatto di quello che il Mediterraneo aveva. Aveva l'ulivo e faceva l'olio, aveva le viti e faceva il vino, aveva il grano e faceva il pane e la pasta. E quindi per noi bisogna, sia per la salute sia per l'ambiente, ritornare a questo cibo. Oggi noi non parliamo più di cibo, noi parliamo di cucina. Noi parliamo solo di quello che c'è fuori del piatto, l'ambient, il locale, di quello che c'è intorno al piatto, sopra il piatto, l'impiattamento, ma di quello che c'è dentro il piatto noi parliamo pochissimo. Ma noi mangiamo, non è che mangiamo solo con gli occhi, noi mangiamo. Allora oggi il cibo è stato svuotato dalla sua sostanza per diventare forma. Quindi c'è anche quasi un appello e allo stesso tempo è proprio una ricerca delle materie prime di qualità. Perché il cibo oggi è omologato, non c'è più il cibo del Mediterraneo. E bisogna andare a trovare, a cercare il cibo dei contadini. È una cosa difficile se noi facciamo la spesa al supermercato. Un'esperienza che è innovativa, può essere rivoluzionaria, qui in questi ambienti, in questi locali vicini, è l'esperienza per esempio di Amantea. I contadini, senza mediazioni col grossista, vendono direttamente al consumatore i prodotti che hanno raccolto la mattina e le portano al mercato. Quindi c'è anche questa possibilità di contatto diretto con la natura. Torniamo ai turisti invece. Cosa cercano, cosa vi raccontano dopo aver vissuto questa esperienza? È quello che noi ci aspettavamo ci raccontassero. Noi vogliamo ospitare qui chi viene da fuori, in modo tale che si senta un residente temporaneo e magari un giorno possa diventare un residente definitivo, perché così il borgo si ripopolerà sempre di più come modello di vita, di vivibilità, e che fa bene alla salute quello. Il residente, farlo sentire un residente temporaneo significa accoglierlo, senza nessuna differenza tra chi ospita e chi è ospitato, ed ecco il senso della casa. La casa, ogni casa ha la sua cucina, si deve sentire ospite
ma non si deve sentire ospite, si deve sentire accolto dalla comunità, augurandosi che quando vada via pensa di aver lasciato degli amici e ci voglia ritornare. Quindi finora insomma un esperimento riuscito, ma arrivano più dall'Italia o dall'estero? No, arrivano, diciamo, dall'Italia arrivano nel periodo agostano, ma dal 1° settembre in poi arrivano tutti dall'estero, arrivano dal Giappone, arrivano dall'Australia, sono arrivati dal Canada, ci sono anche le televisioni giapponesi che si sono interessate di questa progettualità, che è un'urgenza per noi e per chi vive al borgo, per Alessandra che non si è mai spostata dal borgo, è un'urgenza civile. Tutelare questa bellezza, è un'urgenza sociale, ricostruire una comunità che si è dispersa e se n'è andata a vivere magari al mare, ma è anche un'urgenza economica, perché può essere un modello di sviluppo economico sostenibile, perché qui non c'è da cementificare nulla, qui c'è da rimettere a posto il bello che c'è. Finora qualcuno ha deciso di restare o no? Ma già il fatto che noi si sono creati già dei posti di lavoro, abbiamo invogliato delle persone a rimanere al borgo, perché chi sta lavorando in questo progetto, Alessandra, Katia, Maria Teresa, Andrea, Simone, Luca, tutti quelli che lavorano intorno a questa progettualità, è gente che ha semplicemente detto voglio essere felice qui ed ora, non voglio emigrare. Certo, e c'è anche una diversa, no, concezione della felicità, poi la felicità è su misura, ognuno la costruisce. Qui vi assicuriamo che tra il mare e questi davvero scenari splendidi è uno scenario davvero da felicità, un po' come ce la immaginiamo che possa essere la felicità senza problemi. Per lei la felicità è stare in questo borgo? Sì, assolutamente sì, perché ritornare a questi profumi, a quest'aria, mi fa ritornare indietro e vedere il paese rinascere in questo modo è una soddisfazione. Poi vedere i giovani che stanno investendo e finalmente si difende la propria terra, non c'è cosa più bella. E io per esempio anche alla mia età ho deciso di fare questa scelta e venire qui e portare i miei gioielli. Quindi davvero in controtendenza, le auguriamo insomma tanta fortuna e tante cose belle. Alessandra, si è parlato di nuovo tantissimo di te, della tua scelta, no? Anche tu sei una che ha deciso di rimanere qui in Calabria e soprattutto non solo restare, ma far conoscere Fiumefreddo, la propria terra, farne un punto di riferimento. Perché? E poi per favore parliamo delle chiese, così le facciamo conoscere anche ai nostri telespettatori. Sì, beh, la mia scelta è stata una scelta sin da piccola, lo sapevo già da piccola. Io sono una figlia unica, spinta dai miei genitori ad andare a studiare fuori, a vivere esperienze diverse, invece ho voluto da sempre restare qui nella mia Calabria. Vengo da studi giuridici. Poi come dire, mi sono professionalizzata in seguito, ma l'arte, il mio borgo, la storia hanno fatto sempre parte di me. Quindi la fortuna di aver incontrato un personaggio che mi ha dato modo di credere in questa mia passione e poterne fare un lavoro ha fatto sì, insomma, che questo avvenisse. Ho iniziato circa 10 anni fa, quando le cose erano ancora un po' più difficili, diciamo. Pian piano le cose sono cresciute, sono migliorate, sono arrivati nuovi progetti come questo dell'albergo diffuso e altre persone che hanno iniziato a crederci, perché bisogna dare l'esempio. Sono assolutamente d'accordo. Le chiese? Le chiese sono... Perché abbiamo anche le immagini, anzi prego la regia di mandarle in onda.
Sì, le chiese sono ovviamente, oltre che un luogo di culto, sono dei luoghi che custodiscono gran parte della nostra storia e della nostra arte. Come accennavo prima, abbiamo la chiesa matrice, che io la definisco una piccola galleria d'arte per la presenza di queste pale lignee, ma ha anche, come dire, un impatto perché è la più grande da questi rimaneggiamenti di stile barocco, anche se la sua edificazione non è di quel periodo, è antecedente. Poi abbiamo la chiesa della Dolorata, che è un piccolo gioiellino, lo possiamo considerare il primo presidio urbano del borgo perché viene edificata alla fine del 1100, quando ancora avevamo solo la presenza della torre normanna. Il nostro castello, di cui accennavamo prima, nasce come torre normanna nel 1050, poi nei secoli come dire, rimaneggiato, ma diventa una residenza, un castello nel 500 con gli spagnoli. È da lì che si sviluppa tutto il borgo e di conseguenza le chiese. Le chiese, alcune nascono come chiese vere e proprie, altre sono cappelle di vari monasteri che poi con l'abolizione degli ordini da parte del governo francese, abbiamo avuto dal 1807 per 9 anni il governo francese dopo la conquista di Napoleone Bonaparte, che ovviamente ha soppresso tutti gli ordini monastici. Da lì poi le chiese sono diventate e le cappelle dei monasteri sono diventate delle chiese. Abbiamo poi la chicca, che è la chiesa di San Rocco, una torre a base esagonale con la cupola interamente dipinta da Salvatore Fiume. È una chicca anche perché pochi sanno, a meno che non hanno avuto modo di chiacchierare con me. Io mi trovai qualche anno fa a leggere un articolo sui tondi, su come nasce nella storia dell'arte tutto ciò che è tondo, e trovo un collegamento tra il Mantegna. Praticamente scopro che Francisco Goya si rifà al Mantegna per realizzare la cupola che realizza in una cappella a Madrid. Fiume realizza l'opera di Fiumefreddo perché è ispirato al Goya. Perfetto, dottore Leuzzi, voglio chiudere con lei perché la domanda è: spesso in Calabria, soprattutto nei piccoli borghi sempre più soli, sempre più deserti, sempre più poveri, c'è tanta rassegnazione. La domanda è: cambiare si può? Cambiare si può, ma si deve, e bisogna anche far intervenire in tutto questo quello che è la politica, che manca proprio di visione, cioè il futuro dei paesi, anche occidentali, non è nella grande città, che è fallita in termini economici, crea disuguaglianze e si vive in posti abbruttiti, che abbruttiscono pure se stessi. Il futuro è i piccoli centri. Questi vanno salvaguardati, vanno aiutati, le amministrazioni devono far sì che i servizi non si esauriscano, perché quello porta all'abbandono. Far vivere i borghi non basta la gran volontà di chi ha resistito come Alessandra, che è rimasta qui, bisogna aiutarli, bisogna creare sinergie, ma anche rapporti di collaborazione con tutto quello che è politica, con tutto quello che è amministrazione pubblica. Queste sono delle indicazioni che arrivano da chi l'esperienza la vive sul campo, quindi sono davvero indicazioni da prendere in considerazione. Noi vi invitiamo a venire a Fiumefreddo Bruzio, a godere di questo borgo che ricomincia a vivere e in cui si respira, vi assicuriamo, un'atmosfera diversa, un'atmosfera bella. Ringraziamo per l'ospitalità e vi auguriamo un buon proseguimento.